Invisible Man. E vai, benissimo, grazie per essere qua amici di Scratch, un'altra puntata strepitosa, parleremo di tante cose, parleremo del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, 56esimo trofeo Cicli Mondial, e insomma tanta carne al fuoco e poi cercheremo anche di capire cosa succederà in questo fine settimana, cercheremo di svelare alcuni arcani perché qua quando si parla chiaro, insomma in qualche maniera c'è qualcuno che vuole confondere le idee, un po' come Babilonia, e insomma vorremmo fare un po' di chiarezza. Intanto a fianco a me guardate che bel viso. Ilenia, sei tornata, a volte tornano. Sai che tu sei tornata, anche Mourinho forse torna. Ecco. Per noi che siamo interisti, evviva. Insomma, Bruno Capuzzo, grazie per essere con noi. Buonasera. Anche a Renzo Zanchetta, vicepresidente del Comitato Regionale Veneto, e quindi è una ottima presenza, e Bruno De Marchi, insomma, te ci andrebbe una ola. E anche Diego Brunello, grazie per essere con noi. Partiamo un po' da Diego, così impari Diego. Perché domenica prossima c'è un evento, io dico che è il secondo Memorial Riccardo, quello vero, quello voluto dalla famiglia. Sì, domenica effettuiamo questa gara per esordienti, il circuito è cambiato rispetto all'anno scorso, giriamo attorno alla nostra abitazione, la via dove abitava Riccardo, via De Gasperi, un bel rettilineo di 400 metri, largo 12, quindi in piena sicurezza. Abbiamo già circa 170 iscritti a lunedì sera, per cui contiamo di raggiungere la quota di 200 per domani. Abbiamo tutto organizzato, già tutto pronto, speriamo che ci sia un po' di sole perché il tempo sta un po' cambiando. No, ma domenica è bello, Ecco, speriamo. Sicuro. Siamo noi per forza. Noi abbiamo fatto il ciclocross, tutti a 20 gradi, ci pigliavamo il sole. Mai piovuto. Lo scorso anno invece voi avete beccato tanti di quell'acqua, vedi che conta, bisogna anche avere un po' di, come si dice, fortuna. Però Rossano Veneto, patria del ciclismo, Gran Premio Comunità, Cicli Mondial scorsa settimana. Pare che sia una calamita, attira tutte queste belle corse, forse anche perché il sindaco, diciamo, Gilberto Trevisan, ama il ciclismo, per cui a seconda le richieste, la disponibilità di mezzi, della protezione civile, i vigili, e per loro rappresentano un costo, però chiaramente investendo sui giovani, che poi in questo periodo di crisi i giovani rappresentano l'unica speranza, così come la mia famiglia, diciamo, investe sui giovani questa gara per bambini, che poi tu sai benissimo la finalità, il principio per cui si fa questa gara, che è quella di mettere insieme tanti giovani, di stare insieme, divertirsi, poi una classifica si fa per forza perché è imposto di farla. Certo. Tu sai benissimo insomma cosa ci unisce in questa manifestazione, per cui Rossano va bene così, chissà che continuiamo ad avere tante gare per questi ragazzi, perché è difficile organizzare in questo periodo e mettere assieme dei soldi, facciamo il meglio che è possibile. Io ho detto ieri anche degli amici che avrò 200 ospiti, è giusto questi ospiti, ospitarli, scusate il gioco di parole, nel migliore dei modi, con tutta l'accoglienza possibile, quindi faremo del nostro meglio anche in sintonia con quello che Riccardo avrebbe fatto al posto mio, quindi cercheremo di rispettare il suo modo di operare. Modus operandi di Riccardo, che se fosse qua sicuramente lui in qualche maniera ci vede, lui era per i giovani intanto un grande comunicatore, andava nelle scuole elementari a parlare, e aveva le intenzioni che comunque nelle gare dei giovanissimi non ci fossero già a quell'epoca premi dal primo al quinto, era molto rilassato. E allora io vorrei anche iniziare da questo, Ilenia, se tu mi consenti, è vero? C'è stata una indicazione, anzi più che un'indicazione è stato detto dalla Federazione Ciclistica Italiana, basta l'esasperazione, eccetera. Allora, non è questo l'ambiente, perché io ho intenzione di fare una rubrica, una trasmissione o qua o su o bianco o nero, con persone che ne sanno più di noi, insomma, piacerebbe anche interloquire con una psicoterapeuta, c'è gente che insomma sa cosa dice, però una cosa è certa, togliere questo tipo di stress ai bambini credo che sia la cosa più dovuta, e questa indicazione ha lasciato la facoltà a tutte le società d'Italia di poter premiare anche tutti quanti i bambini senza distinzione. Poi si è creato un grande marasma, qualcuno vuole specularci sopra per dire
è sempre il solito discorso, andare controcorrente, no, c'è l'obbligatorietà di premiare Tizio anziché Sempronio, è molto semplice mi pare l'indicazione. Io da quello che ho letto dei comunicati, poi abbiamo qui insomma i rappresentanti. Ma prima volevo te perché poi dopo loro certo. vogliono se sono preparati. Io penso che insomma i comunicati parlano da soli. Io ad esempio sono favorevole a questa cosa perché i giovanissimi devono fare ciclismo per passione, per gioco. E il problema, lo dico sempre, adesso qua mi prenderò le mazzate di qualcuno, non sono i bambini, sono i genitori. Un bambino di 10 anni non può avere una bicicletta da 10.000 euro con le ruote così... Sì. Ma dategli un cancello che va bene lo stesso, il bambino gli interessa. Io ho visto delle gare giovanissime, i bambini che sono là, che fanno i primi sprint, poi appena hanno finito sono là che giocano col pallone. Genitori, lasciateli giocare col pallone, che tanto anche se si rovinano le gambe, sono più stanchi alla sera, non fanno casino per andare a letto, mangiano bene e lunedì sono tutti pimpanti per andare a scuola. Io ho visto in tante gare, addirittura nei G1, G6, e li ho visti con i miei occhi, non direi mai una cosa sempre per sentito dire, che danno addirittura il caffè ai bambini. Cioè, è già soltanto il gesto è bestiale. Allora, mettiamoci una pietra sopra, ci sono state delle incomprensioni, noi ci auguriamo che questa trasmissione possa traghettare un messaggio positivo di distensione. Bruno, allora io credo di aver capito che l'indicazione da parte della Federazione Ciclistica Italiana è stata chiara e netta e il Comitato regionale non ha fatto altro che in carta copiativa riproporlo alle società. Quello se ho capito bene. Poi dopo si è creato un po' di ambaradan, però sta di fatto che non ci sono obbligatorietà se non al di fuori di non premiare più dal primo al quinto i maschietti e dal primo al terzo le femminucce. Sì, c'è una obbligatorietà solo, che è quella di togliere il premio individuale, punto. Basta, non ne parliamo più. Si riconoscono le prime 3 società al termine della giornata, in forma meritocratica, e noi come Veneto abbiamo proposto di riconoscere ad ogni società, ripeto ancora, il premio va alla società dei primi 5 intesi come per ogni categoria i primi 5 corridori vengono chiamate le società con i rispettivi atleti, ed ecco che allora c'è un momento, chiamiamolo così, di fare i puntati su anche quello che non avrebbe mai comunque finito una gara o mai avuto l'opportunità di andare alla ribalta in una premiazione, seppur improvvisata o quasi. Il discorso poi del premietto individuale per ognuno è sempre stato dato un riconoscimento. Forse qualche decennio fa si davano i succhi di frutta, ma non solo qualche decennio, anche di recente. Sì, certo. Cioè, vari sono chiamiamole il gesto di riconoscenza al ragazzino. L'intendimento è quello di dire diamo un qualche cosa o cerchiamo di far dare un premio di riconoscenza, magari legato a un qualche cosa inerente alla loro attività scolastica, in questo caso il quaderno meglio piuttosto che di un album da disegno o una scatola di pastelli piuttosto che la penna. Cioè, sono tutte iniziative lodevoli, così come sono lodevoli anche chi decide come organizzazione di dire io riconosco il premio a tutte le società. Benissimo, lo ripeto ancora, si sta parlando di società, non di singolo individuo. L'unica cosa che la federazione ha chiesto. Renzo, mi pare che l'indicazione sia quella di favorire il gioco di squadra nel ciclismo a quest'età. Questa è la cosa che mi viene un po' in mente da aver capito in qualche maniera. Sì, dove anche quello della società, che è un po' più paffutello, che non arriva mai tra i primi, insomma, può far parte della squadra. Allora, il discorso era stato recepito in maniera un po' preoccupante, nel senso che era calata dal nazionale una norma dove che indicativamente, anzi all'inizio era stata letta come vietato assoluto premiare individualmente e quant'altro. Quindi c'è stato un certo tipo di sollevamento. Io ho fatto parte della commissione che ha studiato e che ha approntato un certo tipo di regolamento in funzione dei dettami che venivano dal nazionale, condiviso con tutti i rappresentanti dei vari comitati provinciali. Credo che ne siamo usciti in maniera giusta, nel senso che poi io ho anche fatto i vari incontri, Verona, Venezia, Treviso, ho incontrato le varie società
E se da un lato il discorso di non dare il premio ai ragazzini è recepito, dobbiamo anche stare attenti che c'è anche l'altro discorso, nel senso che sono tutti e due argomenti sostenibili, se vogliamo. È negativo dare un premio al ragazzo? Sì o no? Se vogliamo possiamo spendere una serata sull'aspetto ludico, sull'aspetto premiante, sull'agonismo. Abbiamo già detto che questa non è neanche la trasmissione, bravo. Vogliamo far parlare gente che capisca forse di più la psicologia infantile. Detto questo, noi abbiamo deciso di prendere quelli che sono indicativi a livello nazionale, come diceva il Presidente, e poi sono scaturite varie proposte dagli incontri con le varie realtà provinciali. C'è chi vuole premiare tutti i ragazzini con una medaglietta, gli altri che vogliono premiare una coppa. Allora, abbiamo detto, è facoltativo, fate voi. C'è chi vuole invitare la mamma del giovanotto a cena, allora, e va bene anche quello. Tra 6 mesi ci incontriamo e tiriamo le somme e vediamo qual è il target migliore per accontentare un attimino tutti. Qua è talmente semplice che credo che sia abbastanza... Sì, la chiudiamo qua. È normale, c'è lo step di inizio, e giustamente fra 6 mesi si tirano un po' le corde, insomma, si può valutare prima che cominci tutto. Vabbè, ma sai, si vuol dire che insomma questo... Le imposizioni. Noi siamo italiani e siamo fatti per non tollerarle, purtroppo. Sono indicazioni, le chiamo io. Qualcuno, se le vediamo sempre con il tono aspramente critico di ritenerle per forza di cose imposizioni, saremo sempre costantemente in lotta, in conflitto con chi le emana. Diciamo che chi ha voluto intendere, intende, e soprattutto chi vuole leggere, facoltativo, obbligatorio, insomma c'è una bella differenza. Bruno, certo. Tu ti appresti proprio domenica con il tuo siete arrivati al 6º, mi pare, o al 5° Gran Premio FIDAS. Dire la verità, devo guardare il manifesto. No, voglio guardarlo. Donatori del sangue. Allora, 15° trofeo FIDAS, zona 5, 9° trofeo Memorial Umberto Brotto, 1° trofeo Memorial Gagliazzo Luciano, che è scomparso da poco. Speriamo che non ci siano più. Basta. Memorial. Io vorrei i Memorial, vorrei abolirli, guardate, purtroppo è così. Ricordiamoceli nelle preghiere, lasciamoli andare queste povere. Purtroppo è così. Vero? Beh, comunque è un bel gesto, non voglio entrare in merito. Voi avete preparato quaderni per tutti? Comunque, per quanto riguarda la corsa che organizza San Rigo Sport, domenica, che è il 1° di aprile, prendiamo così come il 1° di aprile, che è bello. Non è uno scherzo. Abbiamo un circuito bellissimo per quanto riguarda il discorso giovanissimi come esordienti, come ha parlato prima di me, è chiuso al traffico e ho visto che anche l'anno scorso 250-260 bambini si presentano e sono ben contento di premiare dal primo all'ultimo. Io chiamo così perché è meglio tagliare la storia delle cose e premiare le società, anche se le prime 3, se dopo la società ha la voglia di offrire una fugassa, dato che c'è Pasqua, va bene. La fugassa, per chi non è proprio veneto, è un bel dolce pasquale. Ecco. È meglio parlare di Pasqua, come sono abituato a parlare. Mi piace molto. Però scusami, adesso devo mandare il Gran Premio Comunità Montana, il Cicli Mondial, che insomma se no ci fanno... vuoi nominarmi qualche sponsor tuo che ha contribuito? No, la San Rigo Sport è sponsorizzata dalla Cavi Carraro e dai Autotrasporti Bergamini, però devo dire come tutti che in questo momento è un po' difficile avere le risorse come c'era una volta, ma comunque anche la San Rigo Sport in una maniera o l'altra riusciamo a portare avanti sia le juniore, che siamo insieme con la Villa d'Orre, che abbiamo vinto domenica con Borso. Poi abbiamo la squadra dei allievi e esordienti e tanta gente che mi dà una mano e anche una società vecchia, più di 50 anni, pertanto c'è anche un po' di esperienza. È stata la società di Pippo Pozzato, quindi sì. è pomeriggio. L'unico dai junior è passato subito a professionista. Dato che lei mi parla di Pippo Pozzato e ha parlato anche dei bambini che possono giocare il pallone, l'hockey. No. Pippo Pozzato ha fatto il pallone e ha fatto l'hockey fino a 13 anni.
poi ha deciso di correre in bicicletta. Ed è andato via come un fulmine. Pertanto sono più che favorevole che i bambini facciano, d'inverno fa calcio, e anche un po' di ciclocross, dai. Ciclocross, ma questo è in calendario. Bene, Ilenia, lui come subito ha rimarcato che con gli junior, alla faccia della competitività per la Sandrigo Sport, è sempre andato ai vertici, ci ha sgnaccato, con Borso avevano vinto, quindi adesso c'è il Gran Premio Comunità Montana del Brenta alla prima tappa. Tu ti interrogo, sai qualcosa di questo Gran Premio? Beh, so che è una challenge dedicata agli allievi. Mi piace già che l'hai detto una challenge, perché tanti la chiamano Challenge, ecco. E ha una storia, perché comunque ricordo, mi pare di aver anche partecipato, forse qualche anno fa, quando si poteva, sì, le donne junior correvano è vero. con gli allievi. Ma io ti ricordo, sì, io me lo ricordo. C'è una gran fatica perché ero il doppio di adesso, però... E quindi, insomma, quindi ben venga, perché tra l'altro, insomma, sono gruppi di gare in questo periodo un po' di magra, a vedere che comunque continuano è molto positivo. 8 prove, e quindi partiamo subito con Rossano Veneto, con il trofeo, con il Gran Premio proprio Cicli Mondial. Veramente un caloroso grazie a tutti coloro che in quel sito hanno trovato anche i danè per poter confezionare questa gara, quindi un bel trade union tra Cicli Mondial e Unione Ciclistica 2000. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. E si accendono i fari sul 35esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, anzi, più che i fari si accende un sole estivo proprio a Rossano Veneto per il 56esimo Gran Premio Cicli Mondial, i quali da sempre ci hanno tenuto questa gara, perché la piccola Sanremo, diciamo la gara inaugurale per la categoria degli allievi, e in pratica viene fagocitata dallo challenge del 35esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Tutto questo è un'alchimia meravigliosa dove i Cicli Mondial mettono la loro parte. Intanto vediamo i bei numeri di un record assoluto per quanto riguarda questa kermesse di iscritti, pensate 186 iscritti, chiaramente Parolisi del Giorgione in prima fila perché deve difendere tutte le maglie vinte nella scorsa stagione, una giornata meravigliosa e chiaramente un parterre de roi con tutta la federazione ciclistica al completo, dal presidente provinciale e presidente regionale, quindi in sequenza Gandini e Capuzzo, per dare il via alla veramente meravigliosa giornata di Rossano Veneto. Start diciamo ufficioso qui sul viale dove c'è posto l'arrivo, e invece start ufficiale presso l'azienda della Cicli Mondial. Tanti gli sponsor che sono intervenuti per dare una mano agli organizzatori, non solo, ma dalla Williams, la Selle Italia, la Michelin, l'Eleven, poi la Selle San Marco, CST, Schaualbe, poi abbiamo la Fioreria Beatrice, l'Elite Fizik, Frattin Auto, poi abbiamo Selle Montegrappa, poi abbiamo la Rondine e la MIC. Questi sono gli sponsor principali che hanno dato una mano alla Cicli Mondial insieme all'Unione Ciclistica 2000. Partenza un po' così affrettata, rischiavamo veramente di investire il giudice, una giornata bella con tanti bei corridori. Andremo a vedere anche l'organizzazione, sempre l'organizzazione dell'UC 2000 è sicuramente di grande livello, però certo qualcosa ha ancora da aggiustare, non si è mai, è tutto perfettibile, e oggi ne vedremo, insomma qualche cosa è successo anche in questa gara, per cui non bisogna mai allentare la guardia, bisogna essere molto più attenti, e la prima mea culpa va agli organizzatori dell'UC 2000, i quali devono porre più attenzione, non soltanto loro ma un po' tutta la carovana. Quando ci sono anche le riunioni tecniche un'ora prima della gara, sarebbe bello che tutti i direttori sportivi fossero attenti, perché alla fine possono succedere veramente degli inconvenienti. Lo vedremo tra poco, tutti in gruppo chiaramente. Per questo passaggio si va fino all'Iedolo, in pratica si va verso le parti alte nord della zona di Rossano Veneto, quindi San Zenone degli Ezelini,
è un bel tracciato, molto pericoloso per dire la verità, strade un po' strette, ma d'altronde il ciclismo ci ha abituato a questo, le squadre sono tutte qua, moltissime, e tutte le più importanti, abbiamo il Giorgione Eliseo, abbiamo visto il Veloce Club, il team Elite Service Cesenatico, pensate, sono arrivati in forza da Cesenatico, la Carraro Sandrigo Sport, poi abbiamo la Cartura Naila, Sant'Angiolese Acli, il Palladio, la Mainetti, il Fiumicello, il Robegano, il Veloce Club Schio, il Bici Sport, Delta del Po, Colli Euganei, Bruno Gaiga, la Guadense Rotoga, il Veloce Club Città di Marostica, la team Este Bosaro, poi ancora la Foen, il Ciclismo Vo, la Asolana, pensate il Luc Bovolone, la Mendelspec, la Postumia 73 Dino Oliviero, la Cage Capes, il Veloce Club Silvano e la Barlottini Lugagnano. Quindi queste sono le 26 società iscritte per dare un numero di 186 iscritti, partenti mi pare 170. Quindi abbiamo visto intanto la piacevolezza delle strade, vediamo strade molto accattivanti, grazie a Gianni Del Santo che in pratica qua trova il suo modus vivendi di riprendere momenti veramente particolarmente importanti, belli anche vedere il gesto atletico di questi corridori che stanno facendo una gran fatica, e poi la discesa, già vediamo come sono scafati questi allievi. Certo che lì davanti ci sono un po' i migliori, dopo le varie scaramucce si dovranno poi presentare in pianura nel circuito cittadino, dove vedrà coinvolta Rossano Veneto per ben 5 giri, e quindi nessuno ci sta a perdere, oltretutto sono tanti corridori e dal primo all'ultimo insomma anche senza distacchi riescono ad avere 300-400 metri di ritardo, per cui tutti vogliono star là davanti. Vediamo dei begli attacchi, intanto il numero 55 vediamo che vuole prendere la testa della corsa, si tratta di Nicolò Barbato del Fiumicello, davanti bene stanno andando Viviani Attilio, Ciccioni, Scappin, Masiero Riato, Alessandro, tutti quanti là davanti a tenere alta la media di questa gara che inaugura il 35esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Ci tocca, anzi è un dovere, non tanto un piacere ma un dovere morale, quello di ricordare Germano Vialetto, che proprio lui nel 78 ha inventato questo miracoloso Gran Premio Comunità Montana del Brenta, ancora oggi brillante e pimpante, con 8 prove che designeranno poi i vari vincitori delle varie classifiche. Ancora Ciccioni Mario del team Elite Service Cesenatico, una bella società, ha fatto tanta strada questa società per venire a gareggiare, è una gara che insomma in qualche maniera sta suscitando l'interesse di tutta la nazione, di tutta Italia. Questo fa bene agli organizzatori, ma per far qualcosa ancora di più, perché bisogna mai, come abbiamo detto in precedenza, mollare la guardia, perché organizzare gare è difficile, però bisogna farle bene, se no è meglio abdicare. Poi abbiamo visto ancora Ioli Christian, sempre del Team Service Cesenatico, sono veramente in gran palla questi ragazzi, ma bene sta facendo anche il Palladio, Vicenza 1973, lì davanti c'è un certo Filippo Calderaro che non è certo ultimo a nessuno, un altro passaggio sulla fabbrica della Cicli Mondial, co-partner dell'UC 2000 in questa bella giornata inaugurale del calendario degli allievi. Vediamo un duo in testa, e quindi si tratta del 149 e del 12, quindi vale a dire il numero 12 è Scapin Riccardo del Giorgione Aliseo, il quale sicuramente vorrà dare vita ad una bella gara, e l'altro è Gabriolu Riccardo della Asolana. Questa è la testa della corsa, lo vediamo in questo momento, una bella azione di questo ragazzo del 167, ed è proprio Michele Zorzan che parte oggi, a una gamba che è veramente esagerata, vedete come pedala, sicuramente sarà avanti rispetto ad altri per quanto riguarda la tenuta fisica, ma sta imprimendo un ritmo veramente esasperato a tutta la gara, e vediamo che fanno fatica a stare dietro, addirittura i gruppetti non riescono neanche ad organizzarsi pur andando d'accordo con i cambi. Lui è molto rilassato, lo vediamo molto concentrato. Zorzan, Michele, questo sarà un ragazzo che farà parlare di sé sicuramente, guardate, e qua vediamo un piccolo incidente, e qua purtroppo bisogna dire la verità, gli organizzatori sono stati poco attenti, va dritto mentre dovrebbe girare a sinistra, una grande sciocchezza questa da parte degli organizzatori, i quali devono fare comunque ammenda.
e vediamo che il gruppo dei 5 inseguitori va via, lui riprende, Zorzan Michele ha perso parecchio, speriamo che riesca a farcela perché se lo merita, però anche in questo bisogna dire la verità, bisogna sottolineare a volte anche la carenza delle organizzazioni. In questo caso tante volte dicono ma succede, non dovrebbe succedere perché vai a vanificare veramente quello che è stato il gesto atletico di un ragazzo che ha speso molto e quindi adesso gli tocca rincorrere tutto quanto il gruppetto. Il gruppetto poi è fatto di corridori di un certo spessore. Vediamo c'è oltre a Filippo Calderaro che è un cliente piuttosto ostico, abbiamo Scapin, poi abbiamo Nichele Edoardo della Guadense Rotogal insieme a Dalla Valle Nicolas, sempre anche lui della Guadense Rotogal, questo ragazzo che ha sempre giocato bene fin dai giovanissimi, si è sempre comportato bene, sta crescendo in maniera veramente importante, ricordiamo figlio d'arte perché il suo papà è stato un professionista, quindi bravo anche a Nicolas Dalla Valle. Qua vediamo il circuito cittadino che si deve compiere 5 volte, in pratica il povero Michele Zorzan che è andato lungo sul primo giro e ha dovuto recuperare e si è rimesso nel gruppo, vediamo se riuscirà a recuperare e soprattutto se riuscirà anche, perché no, a vincerla questa gara perché se lo meriterebbe e soprattutto forse placherebbe gli animi arrabbiati della loro società, i quali potrebbero veramente discriminare, potrebbero veramente prendersela per questa piccola carenza, anzi cominciamo a dire mica tanto piccola, una carenza veramente che non fa bene all'Unione Ciclistica 2000, che l'abbiamo detto già in tante occasioni, insomma nelle sue virtù c'è la virtù di capire gli sbagli e soprattutto cercare di migliorarli. Vediamo tutto il gruppo, un gruppone esagerato, tutto compatto ancora, all'inseguimento di questi 5 uomini magnifici che sono proprio Michele Zorzan, Filippo Calderaro, Nicolas Dalla Valle, Edoardo Nichele e Riccardo Scapin del Giorgione Aliseo. Vorrà vendere dura la pelle, abbiamo visto Dalla Valle Nicolas che si alza sui pedali per cercare di contrastare e soprattutto di non perdere il filo tra lui e gli eventuali scatti di Filippo Calderaro e di Michele Zorzan. Vediamo tutto il gruppo e vediamo quanto ancora gente, quanti atleti sono rimasti attaccati, diciamo, a questo circuito cittadino che va a ringraziare in qualche maniera, facendo un passaggio sulla Cicli Mondial, co-sponsor di questa manifestazione della piccola Sanremo. Vediamo ancora un Riccardo Scapin che vuol vedere un po' cosa fanno gli altri, hanno paura che qualcuno scatti, che vengano beffati, in qualche maniera sono lì tutti abbottonati, però certo è che il fatto è che anche Mario Ciccioni del team Elite Service Cesenatico è lì a fare anche lui l'andatura, quindi una bella gara che si sta componendo con 5 in testa e quindi questo è l'ultimo giro, campana, questa era la visualizzazione dell'ultimo giro e chiaramente, guardate le immagini, bisogna dire che la crisi c'è ma non per il ciclismo, ci sono circa 2000 persone che stanno accompagnando con il tifo veramente importante del ciclismo questi ragazzi, tutti là sull'arrivo. Rossano Veneto è una cittadina veramente portata e votata per il ciclismo, ma oggi ci ha fatto brillare gli occhi perché non abbiamo mai, veramente mai visto tanta gente così e sarà per la giornata bella, ma sarà anche che il ciclismo sa richiamare grandi interessi e grandi emozioni. Ancora tutti quanti i grandi uomini di questa prima tappa, i 5 magnifici 5, Zorzan, Calderaro, Dalla Valle, Nichele e Scapin. Ricordiamo anche Nichele, Edoardo Nichele, un buon ciclocrossista e perché non l'abbiamo anche visto nel Trofeo Triveneto, aspettiamo anche altri del Trofeo Triveneto che vengano a salutare gli amici dell'UC 2000 e ancora li vediamo tutti e 5 là e intanto è partito il Zorzan Michele che lo vediamo lontanissimo, ne ha fino che ne vuole questo ragazzo nelle sue gambe, guardate con quale grinta e con quale piglio riesce a prendere 200 metri dal restante gruppetto, cioè da Calderaro, Dalla Valle e Nicola Scapin. Calderaro chiaramente cercherà di assumersi l'onere di tirare questo piccolo gruppetto, ma certo è che Michele Zorzan sta andando via come un caccia, sta andando via come il vento. Oramai veramente pochissimi metri lo dividono da una vittoria strameritata, anche perché abbiamo visto che ha avuto quel piccolo incidente di percorso andando dritto
e niente da fare, si gira, oramai sono circa 250-300 metri e all'arrivo già è tranquillamente braccia alzate, pensate con quale distacco regola Calderaro dalla Valle, bravissimo, bravissimo. Guardate la seconda telecamera mentre la volata è un affare a 4. Bravissimo veramente Michele Zorzan del Look Bovolone, che viene, vince, stravince, convince, e soprattutto la volata che vede impegnati dalla Valle Nichele, Scapin, Calderaro, ed è proprio Filippo Calderaro che vince, si impone su Dalla Valle Nicolas della Guadense Rotogal. Bella scoperta e siamo contenti di questo ragazzo proprio di Dalla Valle, e Nichele al quarto posto, una bella conferma lui, abbiamo detto ciclocrossista, si è ben comportato quest'anno, un allievo al primo anno. Quindi tutto quanto man mano il gruppo segue Scapin, Ciccioni, Viviani Attilio sempre del Look Bovolone, Zanoncello Enrico anch'esso del Look Bovolone, Masiero Manuel del Fiumicello, Riato Alessandro della Team Estebos. Vediamo ancora il replay della bella vittoria di Michele Zorzan, che in pratica inaugura il 35esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, e quindi il bacio del suo direttore sportivo. Zorzan, cosa è funzionato in questa volata? Sei partito per tempo? Quando ho visto che è rientrato il secondo ho detto parto, se no non arrivavo prima. Ho provato, è andata bene, speriamo che... Sai cosa vuol dire vincere la prima del Gran Premio Comunità, Cicli Mondial soprattutto, la piccola Sanremo? No. Non sai cosa vuol dire la maglia, anche punti per quanto riguarda la classifica generale? No, non te ne frega niente? No, a me mi interessava vincere, basta. Vincere qua. Tu invece, insomma, hai avuto anche, un tuo compagno è stato sfigato perché è andato dritto, però insomma in qualche maniera hai tacconato. Sì, che sono rientrato e ho detto, come ho detto prima, in volata non avevo buone carte di vincerla, e sono rientrato, poi volevo prolungare, ripartire, però ho visto che è scattato e complimenti, è stato bravo. Invece tua mamma non credeva ai suoi occhi, una bella terza posizione, penso sia un ottimo risultato. Sì, primo anno che corro qua tra gli allievi, sono contento. Sai che tua mamma alla prossima tappa deve portare i pasticcini? Sì. Sei contento? Sì, tanto. Beh, la piccola Sanremo la chiamano, Presidente, non poteva mancare la sua presenza. Sì, innanzitutto mi ha fatto piacere, anche perché debutto in casa del sindaco di Gilberto, sostanzialmente credo che ci sia un feeling, un legame che si sta instaurando molto ma molto importante, e mi auguro che sia proficuo soprattutto per il futuro. La cosa altamente positiva è che abbiamo visto tantissimi corridori, e questo è importante, fin dalla prima gara, circa 180 alla partenza, ma soprattutto tanta gente. C'è ancora tanta voglia di ciclismo qui nel Vicentino, siamo in Veneto e sostanzialmente la terra veneta, il ciclismo ce l'ha proprio fisso nel DNA. Il Vicentino non è fuori dal Veneto, insomma. No, assolutamente no, anzi tutt'altro è ben integrato e si collabora tranquillamente e positivamente con tutto e con tutti, soprattutto con voi società in particolare. Sindaco, la notizia più importante è avere un primo cittadino e vedere 2000 persone. Sì, diciamo che come apertura di programma sportivo in Rossano Veneto è sempre una cosa che fa piacere. Sì, siamo contenti, anche perché diamo il via a una stagione di ciclismo, come sempre. Tu sei il primo che hai creduto nel ciclismo, ma ancora nel 1999, e oggi addirittura hai dei progetti veramente ambiziosi. Beh, i progetti sì, li stiamo cercando di lanciarli, sai che io sono sempre quello che forse alle volte magari cammino troppo in avanti e corro il rischio di farmi male, però sai, dicono che rischio il mio mestiere, io sono uno che sogna, mi piace sognare, e qualche sogno di quello che ho sognato in passato si è avverato. Io spero sempre che anche i prossimi sogni si avverino. Ecco, quando si parla di categoria allievi pare che sia quasi una categoria da scartare, 2000 persone li portano questi. No, ma io ho visto oggi, è una cosa, 169 iscritti sono partiti, credo che sia una delle più numerose degli ultimi anni, credo che sia una non buona ma una eccezionale partenza. Andrea Castaldello, assessore allo sport di Rossano Veneto, la somma è che quando si parla di categoria allievi, insomma, è la sorpresa, 2000 persone, tanta gente. Sì, diciamo che la categoria allievi è ancora una categoria che riesce a far partecipare molto pubblico a seguito delle corse, le famiglie, anche i cittadini di Rossano sono molto appassionati di ciclismo e escono dalle loro case per vedere uno spettacolo bellissimo come quello che si è realizzato oggi. Siamo quindi molto contenti
della effettiva riuscita della corsa. Poi una forza in più anche Rossano Veneto con le proprie aziende, Ciclimondial soprattutto, che hanno confezionato, comunque hanno trovato i danè, che la cosa non è mica da poco. Sì, infatti ringraziamo la famiglia Battaglia della Ciclimondial che ci ha creduto e ci crede e ci crederà su questa manifestazione, prima corsa della categoria allievi dell'anno, e quindi anche grazie a loro che riusciamo a continuare a far sì che a Rossano Veneto ci sia sempre grande ciclismo anche a livello giovanile. Amici di Scratch, buonasera, benvenuti alla zona classifiche. 35esimo Gran Premio Comunità Montana del Brenta, 56esimo Gran Premio Ciclimondial. Tappa di Rossano Veneto. Passiamo quindi a vedere le classifiche insieme. Maglia gialla dei traguardi volanti abbinata alla Selle SMP. Terzo posto per Cristian Favero del Giorgione Aliseo Group con punti 1. Secondo posto per Francesco Miraglia Facciano della Team Elite Service Cesenatico con punti 3. Primo posto per Andrea Sirri della Team Elite Service Cesenatico con punti 5. Maglia del Gran Premio della Montagna abbinata alla Epoca Spruzzatori. Terzo posto per Andrea Callegaro del Veloce Club Schio 1902 con punti 1. Secondo posto per Andrea Bitotto del Postumia 73 Dino Oliviero con punti 3. Primo posto per Michele Zorzan del GS Luc Bovolone con punti 5. Maglia ciclamino abbinata alla Granulati Dolomitici Peroglio della Gran Combinata a Squadre. Terzo posto per l'SC Palladio Vicenza 1973 con punti 15. Secondo posto per la Guadense Rotolgal Espe con punti 19 e primo posto per la GS Luc Bovolone con punti 32. Maglia verde abbinata alla Willier Triestina della classifica generale vede al terzo posto Nicolas Dalla Valle della Guadense Rotolgal Espe con punti 11. Secondo posto per Filippo Calderaro dell'SC Palladio Vicenza 1973 con punti 15 e al primo posto Michele Zorzan del GS Luc Bovolone con punti 20. Amici di Scratch, noi vi diamo appuntamento per la seconda prova a Capolongo sul Brenta il 1 di maggio. Per le classifiche è tutto da Alessandra Gazzola, buona serata. E ben rientrati in studio, allora, visto che noi siamo come le trattorie a conduzione familiare. No, ma è bellissimo! Allora io, Alessandro. no, ma Alessandro, io vorrei che il fratello, qua è come, sai, ho Bella Napoli che c'è Nicolo Trionfatore, no? Lui che inquadri lei, perché lei fa le classifiche, fa l'operatrice, il cognato invece mette a posto le macchine in radiocorsa. Sai, fare? Tutto in famiglia. Bisogna far così. Sì, in pratica è un po' come Bruno, sai, dal produttore al consumatore, non si butta via niente. Succedono alla stragrande maggioranza delle nostre società. Bisogna darsi da fare. Che basta che tu ascolti le testimonianze, a cominciare da Bruno De Marchi, ma anche dallo stesso Lorenzo Zanchetta, che con oltre 30 anni diciamo di navigata carriera, chiamiamola così, all'interno del gruppo ciclistico San Vendemiano, una delle gloriose società. Una grande realtà, certo. Ma soprattutto, caro Zanchetta, qua c'è la crisi. Io ricordo sempre un'intervista di tanti anni fa, Renato Di Rocco diceva, c'è crisi, ma tanto il ciclismo è sempre stato in crisi. Cioè, non è che cambia più di tanto, siamo abituati. Sì, bravo, siamo abituati a far fatica a trovare le risorse, ma comunque io credo che comunque, nonostante il periodo difficile, ma chi ha seminato bene nel passato adesso sta a raccogliere. Ti è piaciuta sta gara, Lenia? Molto. Dai. Ho visto Nichele, ho visto il primo crossista. Alla faccia di quelli che dicono che il ciclocross fa male. Alla faccia di quelli che dicono che il ciclocross fa male. Devo tirare le orecchie però a quel ragazzino che aveva le mani in mezzo al manubrio. Non siete Cancellara, quindi se prendete una buca andate per terra come dei salami. Vi spaccate il naso. Mettete le mani dove normali. Bisogna metterle. E quello fa parte sempre dell'educazione, però purtroppo sai. Ma io lo dico sempre quando vedo queste cose qua. No, perché imitare Maradona è facile, al massimo ti cade il pallone. Imitare Cancellara può essere pericoloso, perché anche loro vanno a 50 all'ora. E insomma, hai visto Rossano Veneto in bandita festa, caro Diego? Ti piacerebbe vederla anche così domenica? Io ho mai visto tanta gente così. Ma sai, il ciclismo dicono che è uno sport povero, forse lo è anche perché non chiede il costo del biglietto, passa davanti a casa tua, però lo spettacolo di colori che sa regalare, l'entusiasmo, l'attesa, perché a volte se pensi anche a una tappa del Giro passa tutto in un attimo, però l'attesa, i colori, tutto l'insieme della
della gente che chiacchiera, aspetta, si informa, è ineguagliabile come spettacolo e soprattutto non c'è violenza perché si può tifare contro, si può discutere, ma sempre allegramente, magari con una bottiglia di vino a portata di mano, un po' di salame in attesa dell'arrivo dei corridori, per cui è uno sport povero, ma forse è meglio così, sai, perché rimangono intatti i suoi principi, la genuinità di com'era 100 anni fa, forse è cambiato poco, ma io guardo da un certo punto di vista non mi dispiace. Quindi... Io non voglio citare un grande romanzista e un scrittore della fine dell'Ottocento, se no dico che voglio sapere tutto e non voglio fare, no? Anche se so, ma te ne prepari prima. Sì, no, mi vengono spontanei quando parla dell'attesa, no? Che in effetti qualsiasi cosa è l'attesa che la rende importante, non so, vai in ferie, è l'attesa della partenza, poi la partenza... Quando è già l'evento è già passato, cioè, però l'attesa è qualcosa che nel ciclismo più di ogni altro sport riesce a... Era più bello il sabato a tutti gli effetti della domenica. Verissimo. E non solo per lui. Soprattutto per uno come Giacomo Leopardi, insomma, che la natura non era mica stata tanto favorevole. Insomma, questo vuol dire molto nel ciclismo, quello che riesce anche a navigare. Sto attenta, visto che sei qua ti sfruttiamo, anche perché non paghiamo nessuno noi come tu vedi, ma vuoi fare qualche domanda a qualche ospite? Ti viene qualche curiosità? Parliamo male dell'UC 2000, dai. No, però devo darti atto che insomma organizzate voi, però hai ammesso anche l'errore, quindi... E quando si fanno le cazzate bisogna dirle, ragazzi, però quel povero ragazzo è andato dritto. Non è normale, però vedi poi comunque, forse come ha detto Zanchetta prima, si è riposato un attimo e poi ha dato una botta. Si è rimesso in gruppo a pedalare. Esatto. Hai qualche curiosità? Ma riguardo, parliamo di ciclismo in generale? Se vuoi, poi se vuoi fare qualche gossip per me No, gossip assolutamente. No, adesso cosa si aspetta il Veneto per questa stagione, visto che siamo ormai con domenica partono praticamente quasi tutte le categorie? È importante intanto che andiamo a ribadire una cosa essenziale, a livello non solo Veneto ma nazionale. Il Veneto anche quest'anno organizzerà i campionati italiani giovanili, a cominciare dalle donne esordienti ed allieve a Malo, una cittadina credo veramente importante in un contesto geografico. Assorbendosi dei costi enormi anche. Insomma, costa organizzare. Costano, sono stati smembrati, in questo momento si stanno cercando di allocarli anche quello degli esordienti. A Vidor ci saranno i campionati italiani allievi, anche questo è un altro dato importante di fatto, cioè continua, diciamo, come in questi ultimi, chiamiamoli, questo è il 4º anno consecutivo che ci sono eventi tricolori su strada, a tutti gli effetti in terra veneta, e sempre organizzati, direi, con l'eccellenza organizzativa che ci contraddistingue. Ci sarà anche il campionato italiano marathon di mountain bike, quindi. Esatto. E quello di ciclocross a Vittorio Veneto. Hai capito? Chiudiamo il cerchio. Ma arriviamo al 2013 con quello. Però è vero, hai ragione. Però si parte nel 2012. Una domanda a Zanchetta, perché devi fare una a testa. Io ci voglio lavorare stasera, per quello ti ho chiamato. Zanchetta, posso fargli una domanda pungente? Assolutamente. Quando è che organizzerai l'arrivo del Giro del Veneto ai professionisti? No, probabilmente quest'anno organizzerò un arrivo dei professionisti, ma di un'altra gara, probabilmente. Non ci vuoi Però dire ancora è troppo presto, okay. ma probabilmente. Però poi ce la dici quando sarà. Sì, quando sarà l'ora ve lo dirò sicuramente. Allora facciamo un piccolo breve pubblicitario, poi dopo a De Marchi e anche a Diego. Okay. Cycling shoes. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Prink, negozio specializzato in cartucce prestampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa.
Ben rientrati in studio. A te, cara Ilenia. Allora, Bruno De Marchi. Mi fa piacere che lo conosci anche. Ma sì, ma lo conosco da una vita, Bruno De Marchi. Non lo so, visto che appunto ha tirato su Pozzato, abbiamo già parlato del Pozzato bambino. Secondo te, visto che quest'anno apriamo anche una parentesi e la chiudiamo brevemente su Filippo Pozzato, ha cambiato squadra, mi pare anche molto più motivato degli altri anni, quindi gli faccio in bocca al lupo perché magari ci segue, perché tramite Twitter guardano su internet, eccetera. Come vedi Pozzato quest'anno? Secondo te cosa può fare? Secondo me sono tanto fiducioso, perché ho visto un Pozzato dimagrito e con tanta voglia di correre, anche dopo l'operazione ha dimostrato di avere voglia di fare. Domenica c'è le Fiandre e spero e sicuramente ci scommetto che può anche vincere. Quindi accenderete terete sott'occhio la televisione anche se c'è la gara? Anche se abbiamo la corsa, però le Fiandre noi perdiamo. Sicuro. Invece su Diego Brunello, lui è un patron della FIS, si sta prestando. Tu gareggiava, sai, una volta. Ma io sono un po' più giovane, però. Diego, no, vabbè. vuoi che la cacciamo? No. L'ha dato del nonno. Non si può, no. Cioè, se a te ti dà del vecchio, a me cosa devo fare? Del nonno, direi. Guarda, io sono giovanissimo, cioè siamo quasi coetanei. Siamo tutti giovani. Siamo quasi coetanei. Hai detto anche Fede oggi che è giovanissimo. Sì, vabbè, Fede è giovanile, lo ha dimostrato, credo, in questi anni di essere giovane, in qualche maniera, insomma, però noi siamo più con i piedi sulle pedivelle. Sì. Diego, allora, domenica diamo l'appuntamento. Domenica teniamo duro, anzi, prima di venire qui in trasmissione, i miei figli mi hanno raccomandato, devi dire in televisione che io faccio lo starter, ha detto Alberto, e Chiara io faccio le premiazioni. Per cui allora, devo dirlo assolutamente, perché fra mezz'ora sarò a casa e sono guai. Ammazzate, sono guai. Quindi la partenza ore 14:30. 14:30 la prima categoria, corrono velocissimi intanto, perché l'anno scorso ho compiuto il percorso in 38 a 38 e 600 di media e non è poco. Circuito pianeggiante, abbastanza tecnico, lo stiamo mettendo in sicurezza perché non vogliamo sgradite sorprese e deve essere una bella festa per tutti, senza né vinti né vincitori, ma con tanta gioia e un bel ricordo da portarsi a casa. E noi ci saremo con te, invece tu Bruno De Marchi parti a che ora? Anche tu alle 2:30? Ma sai che stai spaccando una famiglia? Come? Cioè, un pezzo della mia famiglia deve venire da te, un altro pezzo deve andare da loro. Ma non sei contento? Sì, da morire, scherzi. Madonna. Mi guarda che a me mi facciano lavorare. No, ma mi sa che a Rossano Veneto devo fare pure lo speaker, guarda. Ma qualcosa me lo dice, vero? Mi sa proprio di sì. Tu c'è niente da fare domenica? Sono a Meggiugorje, mi mandi via per le immagini. Volevo tenertela per poi, ultimo. dillo, le immagini poi le vediamo. Ma assolutamente, sì. la facciamo per ultimo, perché nel ciclismo, è vero, il ciclista ha un animo veramente... Cioè, il ciclismo è la cosa bella del ciclismo che, insomma, riguarda un po' tutta la popolazione. C'è quello di destra, c'è quello di sinistra, c'è quello di centro, c'è l'incacchiato, c'è il buono, c'è quello che crede molto, quello che crede un po' meno. Insomma, rispecchia veramente la società, l'andirivieni della società, anche, diciamo così, la ridondanza dalla mattina alla sera, non tutti ce la fanno il giorno dopo a salire in sella, alcuni ci lasciano, quindi bisogna riflettere su queste cose. Mi facevi così profondo? Dì la verità, grazie. Allora Zanchetta, invece, per quanto riguarda, diciamo, lei diceva prima della tua storia da organizzatore, ma cosa credi di aver portato tu in seno al Comitato Regionale Veneto e cosa ti aspetti? Perché tra poco poi ci saranno pure le votazioni. Io credo che la riconoscenza sia poco nel nostro ambiente. Allora, io non dico cosa ho portato, saranno sicuramente gli altri a decidere e a giudicare se ho portato qualcosa di positivo, poco, molto o nulla. Quello che mi aspetto è sicuramente un futuro del comitato nel segno della continuità, perché io credo che questo comitato abbia fatto moltissimo. A volte la gente si dimentica con troppa facilità quello che abbiamo fatto. Il Presidente, gliel'ho detto tante volte, è molto buono, è un buono, però a volte la gente deve sapere. Noi abbiamo portato a casa dei risultati, credo che storicamente nel Veneto non si siano mai visti. Se mi permetti 30 secondi ne voglio citare alcuni. Il primo, la tutela legale sul territorio, che era una cosa impossibile da fare, mi si diceva. L'abbiamo portata unica regione in Italia, a merito di questo comitato. Abbiamo cambiato la sede del comitato, non è una cosa da poco, e qui bisogna dare atto al Presidente che ha lavorato tantissimo, quindi abbiamo una sede dignitosa,
che all'altezza anche delle aspettative di un comitato regionale come quello del Veneto, che è, se non il più importante, il secondo in Italia. Abbiamo cambiato, e questo credo che sia un fiore all'occhiello, ma abbiamo cambiato il criterio a livello nazionale della distribuzione economica sui territori. Ci abbiamo lavorato 2 anni, però siamo riusciti a cambiare il criterio, abbiamo imposto, oppure abbiamo condiviso un criterio meritocratico, nel senso che alle regioni che fanno attività devono andare risorse di più di quelle che noi fanno, a differenza di prima. Io sono stato anche minacciato da qualcuno, perché mi ha detto: se vieni nella nostra regione stai attento, però abbiamo portato avanti una battaglia tutti insieme, il Presidente, il Consiglio regionale e anche con il supporto indispensabile dei nostri rappresentanti nazionali. Ripeto, ci abbiamo impiegato 2 anni, però questo ha permesso che, nonostante la Federazione abbia deciso, e qui ci sarà ancora lavoro da fare, di tagliare i trasferimenti regionali del 15%, il Comitato regionale Veneto con questo nuovo criterio ha mantenuto lo stesso contributo degli anni scorsi, quindi credo che sia stata una vittoria importantissima. Io credo che queste sono le cose che dovrebbe fare un dirigente, perché poi un dirigente, io credo che i dirigenti ce ne siano di 3 tipi: quelli che credono di esserlo, quelli che si sforzano di esserlo e quelli che lo sono. Allora, all'interno di ognuna di queste 3 categorie, ognuno porta secondo le proprie capacità. Io credo che il gruppo di questo comitato regionale, nonostante che comunque poi accontentare tutti, io credo che abbia fatto tantissime cose, ha portato a casa anche una miraglia a titolo gratuito, grazie agli accordi fatti, quindi tutte cose scontate si diranno adesso, però non erano mai state fatte prima. È vero. E quindi questo credo sia giusto sottolinearlo e dare merito a chi le ha fatte. Allora, Punto. tanto per precisazione, adesso diamo una piccola copertina di foto Bolgan, a coloro che poi dopo dicono, e normalmente sarà successo anche a voi, in qualche occasione, che si dice ma vengono gli ospiti. Allora voglio precisare che Scratch non ha amici all'interno della trasmissione, saremo forse amici fuori, ma all'interno della nostra trasmissione sono soltanto degli ospiti, e gli ospiti hanno il dovere e il diritto di dire ciò che credono e che pensano. Quindi se qualcuno poi dopo dall'altra parte si sente offeso oppure dicono no, non è vero, hanno soltanto la voglia di venire a farsi un po' di gire, fare qualche chilometrino e venire qua a dire forse l'incontrario, perché poi alla fine credo che la precisazione che ha fatto prima Zanchetta, che era quella che nel ciclismo, insomma, non c'è tanta gratificazione per chi fa viene criticato. Io oggi su Facebook ho detto che di solito chi non sbaglia mai è perché non fa un tubo. Non fa mai niente. E quindi voglio dire, alla fine questa è la somma. Allora ritorniamo a coloro che in qualche maniera fanno, come lo facciamo noi, Foto Bolgan, quindi Sport City. Abbiamo detto tante volte che le telecamere raccolgono il momento in maniera molto veloce, in maniera forse poco ponderata, ma è giustamente che sia così, perché ti dà l'azione, ti dà il pathos del momento, ma non ti dà la riflessione, quel gesto, quell'espressione, quella ruga in più che soltanto in un millesimo di secondo si può raccogliere e dove Francesco Bolgan e la sua famiglia sanno ben interpretare. Once again, 'cause I am burning, I'm burning, I want you here again. I keep on burning, I'm burning, I need you once again, 'cause I am burning, I'm burning, I want you here again. Ben rientrati in studio, grazie a Francesco. Noi come UC2000 subito abbiamo capito che insomma non si può vivere soltanto di televisione, o perlomeno. La fotografia è arte, ricordo. Ma poi la televisione serve, noi abbiamo sicuramente sposato la causa di Sport City perché lo leggono in molti e credo che questo sia qualcosa che
crei quell'humus e poi dopo non è che ci siano delle critiche, non è un giornale politico, è soltanto un momento di svago e di condivisione, esatto, di questo sport. Siamo orgogliosi proprio perché è un accordo che abbiamo fatto come comitato regionale, grazie anche a Renzo, tra l'altro proprio di questo, e a Francesco Molga anche, che ha creduto e noi abbiamo creduto in lui, perché a tutti gli effetti, giustamente, Ilenia ha detto che è un artista, io dico che è un poeta, perché sostanzialmente sa tirar fuori una vena, qualche cosa che magari... Noi vorremmo nel nostro piccolo cercare di cambiare la mentalità dell'invidia, perché l'invidia, si sa, è un po' diciamo così, è cattiva consiglia, ma poi dopo è il morbo che proprio si insinua nel mondo del ciclismo. E che rimane dentro specie e fa mal vivere. Sì, specie nelle grandi organizzazioni, chi organizza bene, lo diceva Gaber, ma non soltanto, anche Walter Chiari diceva, quando ti affossano, anche forse il tuo migliore amico un po' ne gode. E questa è una frase molto triste di Walter Chiari che a me ha sempre accompagnato tutta la vita, cioè si tende sempre a colui che è arrivato, che ha dimostrato di essere un uomo oppure una società di successo, godi quando si cade, no? E questo credo che sia la cosa più squallida, che non va bene nemmeno per chi è credente. No, vero? Infatti, forse probabilmente bisogna intanto pensare, molti forse non si rendono conto che io penso che una persona arriva ad un certo punto perché se l'è meritato, può eccellere una volta, ma se una persona eccelle 10-20 volte non è dovrebbe essere un fortuna. Modello. Esatto, è perché ha lavorato dietro. Quindi, però purtroppo è una mentalità che non c'è solo nel mondo del ciclismo, è una mentalità che c'è nel mondo di adesso. Certo. Quella Allora tu andrai a Medjugorje, ci porterai sì, delle immagini. Io parto sabato e grazie a voi con le telecamere vi porto con me, quindi vedrete, anche perché negli anni io non l'ho mai detto, mi avete dato la possibilità adesso, sono tanti anni che vado e porto anche tanti atleti, ho portato anche tanti atleti, porterò anche questa volta qualche atleta. E poi vedrete le immagini, insomma. E io aggiungo, cara Ilenia, guai all'uomo che perde la speranza. Esatto. Vero, perché veramente è la morte. Grazie a Bruno Capuzzo, presidente del nostro comitato regionale. Grazie a voi, buonasera. Grazie anche a te Renzo Zanchetta. Ho dimenticato qualcosa? Vedi quando dimentico qualcosa? Il Veloce Club Bassano, oh mamma mia, ma mi perdoneranno, lo metteremo in onda settimana prossima e siamo proprio in chiusura, quindi Felix Zanatta mi perdonerà. È stata una grande presentazione. È stata una grande presentazione, bisogna dire la verità. Consigliare a Bassano. Mi sa la consigliare a Bassano, però purtroppo la vecchiaia mi fa brutti effetti. Quindi mi perdonerà Felix Zanatta, lo metteremo settimana prossima. Grazie a te Renzo Zanchetta per essere con noi, portaci il tuo bagaglio di esperienza che va bene, fa bene a tutti. E grazie anche a te Bruno De Marchi per questa ennesima organizzazione. Grazie dell'invito. E grazie per le cose che tu fai perché a me piacciono molto. Diego, grazie anche a te. Vogliamo ricordare che questa gara la organizzi proprio con il Veloce Club Bassano 1892. Lavoriamo insieme perché appunto si lavora in team, si lavora meglio. E quindi settimana prossima metteremo le tue immagini e la bella presentazione che ha fatto il Veloce Club Bassano 1892. Per questa trasmissione è tutto. Buon viaggio, cara Ilenia. Saluti anche tu i nostri telespettatori. Sì, vi saluto e poi ci vediamo e vi porto con me a Medjugorje. Oh, ti manca il giochetto, no? No, non ti manca il gioco. Va bene. Arrivederci. Ciao. La settimana prossima. I'm the Invisible Man.